Consueto spazio dedicato alla salute. Quest'oggi parleremo insieme fino alle 14:30, tempo che trascorreremo appunto insieme, di disturbi di ansia e stress, e quindi come affrontarli e come gestirli. Sono fenomeni un po' tipici della società moderna e che non sono davvero facili da gestire e che in qualche modo influenzano anche pesantemente il nostro quotidiano. Ne parleremo insieme al mio ospite. Ho il piacere di avere in studio il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Buongiorno e ben trovato, dottore. Buongiorno a tutti. Allora, tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo detto questa frase: mi sento ansioso, sono stressato, ma come possiamo veramente definire ansia e stress, dottore? Allora, partiamo dall'idea che l'ansia è un processo fisiologico nell'essere umano, ma direi anche in moltissimi altri mammiferi. Quindi provare ansia di per sé non è una patologia. Diventa una patologia quando l'ansia si protrae troppo a lungo, oppure quando ha dei picchi così invalidanti che non permette più di compiere le azioni quotidiane piuttosto che la libertà personale e va a ledere il senso di autonomia e di benessere. Chiaro che ci sono degli aspetti anche soggettivi nella tolleranza dell'ansia, però diciamo quando comincia a far sviluppare dei veri e propri sintomi duraturi che cominciano a non avere più quel minuto o due ma a protrarsi troppo a lungo, ecco che si parla di ansia, quindi comincia a manifestarsi tachicardia, difficoltà respiratorie, piuttosto che altri sintomi che diciamo in gergo viscerali e quindi magari anche dei fastidi intestinali, una troppa acidità dello stomaco, quindi un senso di nausea, insomma tutto un corredo, piuttosto che a volte anche delle contratture muscolari, tutto un corredo che va a limitare la libertà di azione della persona e quindi va a inficiare su quello che dobbiamo fare. A un livello ancora superiore parliamo di stress quando diciamo alcune forme di ansia o comunque di attivazione, che non necessariamente è ansia, ma diciamo anche proprio un'attivazione dovuta al troppo fare, dovuta all'essere bombardati da troppi stimoli, quindi in riferimento anche all'area lavorativa, ma non solo, a volte ci sono anche degli ambienti familiari troppo stressanti piuttosto che altre situazioni, ecco che lì si parla di stress, cioè è un termine anglosassone che noi utilizziamo, si utilizza in tutto il mondo ormai e definisce proprio il testare in modo eccessivo i limiti di diciamo un organismo o comunque anche in ambito ingegneristico si usa appunto il termine stress quando vogliamo vedere i limiti di un sistema. Ci sono molti studi che dimostrano come lo stress sia particolarmente lesivo, ad esempio negli anni 60 sono stati fatti innumerevoli studi con i topi, oppure con altri mammiferi che sottoposti a continue stimolazioni eccessive impegnavano questi animali diciamo in prove molto acute dal punto di vista delle attivazioni e si è visto che anche negli animali appunto si producono una serie di malesseri. Nell'essere umano chiaramente l'eccesso di stress può essere anche semplicemente da una stimolazione mentale, quindi non necessariamente fisica, e da lì poi si potrebbero sviluppare delle altre patologie, a volte anche croniche. Certo. Oggi abusiamo un po' di questo termine, della parola stress, diamo un po' la colpa sempre a tutto quello che ci capita, a tutte le preoccupazioni, tutto è causato dallo stress? Sì, è un termine sicuramente un po' abusato, no? Spesso diciamo sono stressato, lo stress mi divora, diciamo che l'uso proprio del termine stress è diventato un po' un luogo comune, però è anche vero che siamo una società particolarmente minata dalla troppa stimolazione. Semplicemente anche il fatto di avere un sacco di aiuti, tra virgolette, elettronici, possono diventare al tempo stesso anche un po' la nostra persecuzione, perché di fondo tempi morti difficilmente ne abbiamo, se non andiamo a ricavarceli noi, il telefono ce l'abbiamo tutti in tasca e vari device e apparecchiature con cui siamo costantemente connessi, piuttosto che anche il fatto di ricevere
molte telefonate, molte richieste oppure molte sollecitazioni da un punto di vista emotivo. Ad esempio un'altra causa spesso di stress è proprio chi ha delle attività o chi per qualche motivo è sovraesposto al pubblico e quindi anche lì diciamo l'eccesso di emozioni e quindi l'addensarsi di una serie di circostanze crea una vera e propria situazione di stress, non quella che diciamo oggi sono stressato e quindi sono di malumore, situazioni che portano veramente allo sviluppo dei sintomi. Certo. Ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo in diretta e dunque aspettiamo le vostre domande, se avete appunto un quesito da porre al dottor Canil, una curiosità, 0422 16 28 332 il numero per appunto intervenire in diretta. Senta dottore, confondiamo spesso ansia e stress, li utilizziamo un po' come sinonimi, però non è così. L'ansia è una risposta psicofisica conseguenza di uno stimolo, lo stress appunto è una risposta psicofisica a degli stimoli esterni, l'ansia invece è una delle emozioni di base che tutti noi insomma proviamo, abbiamo provato. Assolutamente sì, ed è giusto anche che proviamo, no? In fondo l'ansia è quell'attivazione fisiologica del nostro corpo, del nostro cervello, che ci permette di far fronte agli eventi, no? Come dire, mette una marcia in più e ci attiva per far fronte a quelle che immaginiamo possano essere le difficoltà o mettiamo anche semplicemente non difficoltà particolari, ma magari tante difficoltà in un breve arco di tempo, perché l'elemento del tempo è sempre fondamentale per determinare un pochino l'attivazione dell'ansia. Quella è un'ansia normalissima ed è desiderabile che ci siano. Sarebbe da preoccuparsi casomai del contrario, cioè lì dove non ci fossero attivazioni davanti agli eventi, magari siamo davanti a una patologia diversa. Altra cosa è quando l'ansia, come si diceva prima, appunto comincia a far sviluppare dei sintomi. Non sono sinonimi, sicuramente non lo sono l'ansia e lo stress, però in qualche modo viaggiano in modo parallelo, nel senso che diciamo che lo stress può attivare l'ansia in modo negativo e in modo addirittura clinico e patologico, oppure potrebbe anche semplicemente far sviluppare degli altri sintomi che sono più organici e quindi che fanno muovere le persone verso una ricerca di cura in altro senso. Oppure in altri casi abbiamo anche il rapporto opposto e quindi l'eccesso di ansia può portarci allo stress. Quindi in qualche modo sono correlate. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno signora. Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Mi sente signora? Pronto? Mi sente? Con chi parliamo? Pronto? La sentiamo signora? Prego. Niente da fare, non ci sente. Vediamo se è possibile ripristinare il collegamento con la telefonata. Dottore, comunque oggi assistiamo un po' in qualche modo a un aumento di questi stati d'ansia, di questi disturbi legati all'ansia, allo stress. È un po' come dicevamo anche la società moderna che da questo punto di vista non ci aiuta. Sì, stiamo assistendo anche a un cambiamento epocale, no? Ma non perché lo dico io, ma lo dicono anche i grandi storici. Insomma, il mondo in fin dei conti è cambiato più nell'ultimo secolo, negli ultimi 50 anni, che nel resto della nostra storia, sembra. Al di là di questo, comunque, siamo una società estremamente attiva, estremamente stimolata, e che ha anche, come dire, dei valori aggiunti sicuramente per quanto stiamo facendo. Però ecco, ci dimentichiamo insomma che a volte l'essere umano di base funziona più o meno allo stesso modo, quindi abbiamo sempre bisogno di un'alternanza che è fisiologica anch'essa, di momenti di attivazione ma anche momenti di riposo. Quello che io trovo essere difficile al giorno d'oggi, sia per gli adulti che anche per le fasce d'età adolescenziali o più piccole, è proprio il concedersi degli spazi di vuoto, di noia, riempiti semplicemente dallo stare, dal condividere, dal pensare. Certo.
Altro luogo comune può essere il fatto che si pensa che uno stato d'ansia o di stress possa riguardare più frequentemente il sesso femminile. Oggi la situazione com'è? Anche gli uomini sono un po' più stressati, un po' più ansiosi? Assolutamente sì, anche gli uomini sono più stressati, direi che ormai abbiamo giustamente raggiunto la parità anche su questo. Al di là dell'ironia, diciamo che c'è anche una situazione in cui ciascuno dei due sessi tende a manifestare anche sintomatologie un po' differenti, però diciamo colpisce qualsiasi fascia ormai dell'età adulta. Ripeto, anche situazioni di fasce di età inferiore, addirittura anche nei bambini ci sono ambienti stressanti familiari, in questo caso mai se ne può parlare, però ecco la parità tende ad essere questa. Fino a un po' di anni fa assistevamo a un fenomeno per cui, diciamo, dal punto di vista femminile era un po' più facile la richiesta di aiuto, mentre era più difficoltoso da un punto di vista maschile. Al giorno d'oggi invece stiamo assistendo ad un cambiamento e quindi il bisogno viene espresso in ambedue i casi. A proposito di sintomi ansiosi, vediamo se può essere questo il caso. Le leggo una domanda che ci è arrivata attraverso la pagina Facebook di Antenna 3. Ci scrive un telespettatore, una telespettatrice, non sappiamo, ci dice che sta vivendo un periodo molto intenso e che spesso la sera capita di sentire dolore toracico e sensazione di mancanza del respiro. Dura un po', poi tende a passare, ma alcune volte è anche parecchio forte, insomma la persona si spaventa. Dai controlli medici è tutto a posto? Potrebbero essere questi sintomi, insomma, tipici di uno stato d'ansia? Direi proprio di sì, e potrebbero essere addirittura i prodromi di un attacco di panico, di un disturbo da panico. Quindi chiaramente se tutti gli accertamenti da un punto di vista organico sono negativi, molto probabilmente siamo all'interno di quell'area, quindi consigliamo a questa persona a provare ad intraprendere un percorso, almeno un primo colloquio, una visita, per accertare, perché ovviamente la qualità di vita peggiora, questi sintomi tendono ad aumentare la paura che possano tornare perché c'è una ciclicità, immagino, quotidiana, e quindi è bene porre rimedio quanto prima. Ecco, anche perché ci scrive proprio alla sera, no? Alla sera capita ricorrentemente, insomma, sì, questa situazione. Altri sintomi, quali possono essere i sintomi principali con cui si manifestano appunto l'ansia, lo stress? Allora, normalmente, diciamo, partendo dall'ansia, abbiamo un po' i sintomi degli organi che a noi comunicano le emozioni, no? Che sono gli stessi sintomi che ci comunicano anche le emozioni positive. Infatti il nostro sistema nervoso si divide proprio in simpatico e parasimpatico secondo le azioni che deve intraprendere. Però diciamo la tachicardia, quindi il cuore, il respiro, la paura di soffocamento, spesso associati anche a pensieri molto negativi, no? Perché a volte le persone, non comprendendo ciò che sta accadendo in loro, tendono a pensare: questo è l'ultimo momento della mia vita, sto per morire, un senso molto negativo e ovviamente drammatico, poco gestibile. Altre volte si manifestano dei dolori addominali, piuttosto che delle gastriti, piuttosto che altri sintomi muscoloscheletrici, oppure proprio sul piano del pensiero, dei pensieri negativi, di disfatta, di ipersensibilità alle notizie negative che possono incontrare nelle banali discussioni, piuttosto che in televisione, alla radio. Quindi si crea uno stato di eccesso di autosorveglianza, di automonitoraggio dei sintomi. Questo innesca un loop, un circuito che, diciamo, se non viene smorzato tende poi a stabilizzarsi purtroppo in questo senso, e quindi insomma per fortuna abbiamo tanti rimedi e ci sono tanti tipi di cure molto valide, molto collaudate, che vale la pena intraprendere. Questo mette in luce ancora di più quanto mente e corpo siano collegati e correlati, cioè da sempre si è studiato questo binomio mente e corpo e si è anche dimostrato quanto appunto la sfera emotiva sia in grado di influenzare profondamente anche quella fisica, no? Questo assolutamente sì.
Per comodità abbiamo sempre suddiviso il corpo in distretti ed è anche corretto così, in modo che ogni specialista o ogni disturbo sia in qualche modo organizzato in questo insieme. Però non dimentichiamo che il corpo funziona tutto insieme, è un monismo più che un dualismo, quindi il sistema nervoso centrale fondamentalmente potrebbe comandare diversi distretti corporei, far sviluppare tanti sintomi. Ed è questo spesso il motivo che arriva proprio negli studi dei clinici, no? La persona che sviluppa un sintomo particolare, i cui accertamenti organici magari non hanno dato nessun tipo di riscontro e quindi passato 1, 2, 3, 10 specialisti rimane un po' la sfera psichica e non dimentichiamoci che il nostro cervello è in grado di creare delle situazioni comprovate, siamo nell'ambito della psicofisiologia clinica, può creare diversi sintomi, ma ne cito uno per curiosità, ad esempio la conduttanza cutanea, quindi la capacità diciamo elettrica del nostro corpo varia secondo il nostro umore, piuttosto che tutta la fisiologia dei nostri organi. Quindi innumerevoli parti che da un punto di vista proprio neuropsicologico vanno a poter creare degli assetti diversi da quello del riposo, del benessere, dello stato di quiete. Credo che l'importante sia prendere consapevolezza, insomma, di quello che si sta provando e appunto rivolgersi poi a persone qualificate che possano davvero dare una mano, aiutare a districare, no? Perché spesso sotto c'è altro e si scova tanto altro, no? Questo sì, proprio per lanciare anche continuamente il messaggio che al giorno d'oggi ci sono molti metodi per risolvere e quindi credo che non si debba più pensare di convivere con un certo sintomo invalidante. Certo. Ansia e stress può anche condizionare delle patologie che magari insomma, fanno parte di una persona e quindi in qualche modo peggiorarle? Parliamo di diverse patologie che possono peggiorare assolutamente. Molti colleghi fisioterapisti, fisiatri sanno benissimo e vedono all'ordine del giorno come alcuni disturbi siano proprio dovuti ad un eccesso di stato tensivo della persona, di tensione. Ma parliamo anche banalmente della pressione, di tutti quei sintomi che sono dovuti sicuramente su una base genetica, organica, ma che vanno sempre a peggiorare quando c'è un eccesso di stress nella persona o di ansia, perché sono dei riflessi naturali. Chiaramente se un riflesso naturale ha un arco di salita e di chiusura, quindi è un mio momento particolare, riceviamo una notizia, accade qualcosa a lavoro, nello studio, è un conto, ma il protrarsi di questo a lungo nel tempo in modo stabile, questo va a produrre un sintomo. In gastroenterologia spesso si incontrano quelle personalità particolarmente, diciamo, predisposte a questo tipo di disturbi. Ci sono molti studi clinici, ad esempio, che ci ricordano come un certo stile di comportamento, quindi il senso di urgenza del tempo, l'essere troppo collerici, eccetera, si ripercuote a livello cardiologico con una diversa impronta di rischio per eventi cardiovascolari. La lista sarebbe lunga, no? Potremmo andare avanti molto, ma questo ci fa proprio riflettere sul fatto che in fondo il sistema nervoso centrale ha le sue radici ovviamente in tutto il corpo e sta anche un po' a noi nel tentare di guidare bene questa bellissima macchina che abbiamo in dotazione. Anche in questo caso il corpo ci racconta molto di noi e delle emozioni che in qualche modo viviamo e che a volte ci sovrastano, no? Il corpo ci parla sempre, bisogna che lo ascoltiamo, bisogna che proviamo a dare ascolto ai suoi suggerimenti. Ansia e stress possono essere tipici anche dell'età infantile, no? Spesso si è portati a pensare che non sia così, ma anche i più piccoli, anche i bambini, soprattutto quelli che vivono magari in un ambiente familiare particolarmente stressante, possono provare insomma questi disturbi. In questo caso, nell'età infantile e adolescenziale,
con quali sintomi si possono manifestare, così diamo anche qualche consiglio a casa, insomma. Certo. Assolutamente sì, anche in età infantile possiamo avere come dire, un eccesso di stress. Poi sul discorso diagnostico è sempre difficile e va fatto con molta cura, diciamo nella fascia di età, diciamo, del prescolare o della prima scolarità. Ecco, possiamo ricordare ad esempio bambini che hanno un eccesso di disturbo del sonno anche dopo i primi anni di vita, bambini con una certa agitazione psicomotoria, bambini oppure che manifestano magari segni di potenziali traumi, perché a volte ci sono degli ambienti che tecnicamente chiamiamo ad altissima emotività espressa, quindi ambienti troppo carichi, no? In cui si urla, in cui ci sono colpevolizzazioni, in cui c'è un carico emotivo che si respira nell'aria e i bambini tendono ovviamente a assorbire, ma perché da bambini siamo predisposti a dover assorbire l'esperienza per farla nostra e quindi più facilmente siamo delle spugne di questo. Disturbi del sonno, disturbi dell'alimentazione, improvvisi soprattutto, cambiamenti drastici, pianti, tutti diciamo, cambiamenti che noi possiamo notare nel brevissimo tempo, ecco che magari può essere un campanello di allarme, quindi parlarne subito col pediatra, con chi abbiamo, col medico di fiducia per prendere subito in tempo la situazione è utile. Anche sintomi comportamentali, per esempio come la poca concentrazione, l'incapacità di gestire la rabbia, anche questi possono essere dei campanelli d'allarme. Assolutamente, ha citato proprio due cose molto interessanti perché la poca concentrazione ad esempio si è vista proprio nei bambini che stanno subendo un cambiamento familiare abbastanza repentino e quindi anche quello può essere un segno. Attenzione, sempre senza demonizzare perché possono esserci anche altre cause meno profonde, però insomma un piccolo accertamento, un interesse in più, mettiamolo su queste situazioni. L'intolleranza alla rabbia, piuttosto che bambini troppo rabbiosi, piuttosto che bambini con un comportamento improvvisamente troppo apatico. Quindi proprio da un estremo all'altro. Da un estremo all'altro. I sintomi si collocano normalmente proprio su due poli, no? E quindi i due eccessi ci devono sempre far insorgere un punto di domanda e approfondire un pochino su cosa sta avvenendo nell'esperienza di quel bambino. Soffermandoci per un attimo sul tema dei giovani e quindi dell'età infantile, adolescenziale, si parla spesso di quanto possa influire la dipendenza dai videogiochi, dallo smartphone. Anche questi possono essere in qualche modo causa di comportamenti come quelli che abbiamo citato, no? Quindi l'impulsività, la scarsità di concentrazione. Questo assolutamente è un punto su cui è bene che tutti teniamo un'attenzione, anche recenti ricerche hanno proprio confermato, no? Che l'eccesso di utilizzo di device, li chiamano, sia un po' rischioso. Quando parliamo di eccesso, insomma, lì sta un po' il buon senso, oppure alcune ricerche direbbero massimo mezz'ora, un'ora al giorno. Diciamo questo, sicuramente abbiamo visto diciamo, tutti noi clinici, sia a livello diciamo, ambulatoriale che anche ospedaliero, come le punte più alte di questi eccessi di utilizzo portino a sintomi anche molto importanti, tra cui proprio episodi confusionali piuttosto che comportamenti estremamente aggressivi, no? Questa è una delle difficoltà che spesso riscontrano quei genitori i cui figli giocano magari ai videogiochi fino a tarda notte fuori controllo. I comportamenti diventano estremamente aggressivi, il lobo frontale del nostro cervello fa fatica nelle aree prefrontali a contenere il comportamento e quindi anche a staccare la dipendenza, fino ad arrivare anche
a episodi di epilessia che in qualche caso, raro per fortuna, ma si è arrivata a sviluppare. Campanelli d'allarme, insomma, che possono davvero mettere in luce in qualche modo, far presagire appunto qualche disturbo di questo genere. Quindi che cosa si può consigliare, insomma, ecco, alla rete familiare proprio per andare, insomma, a capire e indagare quali possono essere le cause? Ma direi, in primo luogo, facciamo attenzione quando i nostri figli cominciano, ma non solo i nostri figli, magari anche, non so, ci sarà qualcuno che come insegnante può avere un occhio di riguardo, come amico, come parente, a qualsiasi titolo, quando i ragazzi cominciano a sostituire la vita reale con il virtuale e quindi quando c'è una sorta di ritiro e la manifestazione della loro vita, della loro attività avviene esclusivamente nella camera, nel computer, in qualsiasi di questi modi, quello sicuramente è un campanello d'allarme. Quando superiamo in linea di massima l'utilizzo che supera l'ora, così, insomma, è bene dare loro un limite, anche perché Mettere dei paletti, mettere dei limiti e fare in modo che questo non vada oltre un certo livello, certo, che può diventare seriamente dannoso per loro. Tornando insomma un po' di più al mondo degli adulti, uno dei temi sicuramente che dobbiamo trattare è il senso di colpa, no? Che spesso ci si trova ad affrontare, che spesso ci schiaccia e che anche in questo caso a volte non sappiamo affrontare e gestire, e può diventare, certo che sì, causa di ansia, di stress e disturbi di questo genere. Il senso di colpa è una di quelle transizioni emotive nell'essere umano che spesso viene sottovalutata, ma nelle persone, ad esempio, che hanno avuto un'impronta educativa e quindi un'esperienza familiare molto sollecitata o troppo sollecitata sul senso di colpa, quello diventerà l'elemento trigger, cioè un po' il grilletto che farà scattare poi una serie di disturbi da stress, perché quell'eccessiva sollecitazione che hanno ricevuto nell'infanzia diventa un'eccessiva sensibilizzazione e quindi nella vita di tutti i giorni siamo portati tutti a sbagliare, a dover rivedere le nostre posizioni piuttosto che ricevere qualche osservazione. Ecco che quelli diventeranno elementi di grilletto, trigger, che poi faranno sì che scatta un'ansia importante o anche un senso proprio di vuoto, di fallimento, e che può portare poi a eccessi di stress. Questo si è visto da tanti anni essere uno di quei fattori che predispone a disturbi da stress. Dove si va a lavorare in questo caso per far sì che la persona possa in qualche modo liberarsi di un senso di colpa o sensi di colpa, insomma, in generale, che a volte possono essere anche un po' ingiustificati, ma che spesso schiacciano, no? E diventano davvero molto determinanti, no? Nell'affrontare la quotidianità. Diventano determinanti proprio per il fatto che la persona a un certo punto, per evitare quella sensazione spiacevole del senso di colpa, è disposta a compiere delle manovre particolari, quindi ad evitarla con altre strade. Se le altre strade suggerite dagli altri sono di tipo manipolativo e quindi se non vuoi che ti rimproveri per tal motivo devi fare quella cosa, la persona rischia di trovarsi anche in uno stato, mi passi il termine, un po' di schiavitù dell'altro, di eccesso di sottomissione, e quindi anche quello diventa un aspetto molto lesivo sia per l'autostima ma anche proprio per il disturbo d'ansia. Allora, per rispondere alla domanda, se stiamo parlando di giovani, di adolescenti o di bambini, bisogna lavorare molto sul contesto. Quindi il contesto può essere la famiglia, può essere le attività che un bambino o un adolescente compiono, e parzialmente anche con lui stesso si lavora proprio a livello psicoterapico. Se parliamo di un adulto si può lavorare ovviamente con tutte le armi che abbiamo a disposizione, armi buone, armi cliniche per combattere il disturbo, quindi abbiamo la psicoterapia, abbiamo tutto l'apporto farmacologico, abbiamo l'EMDR che
sostanzialmente il miglior metodo al mondo per affrontare le situazioni traumatiche e modificare quello che è l'aspetto dell'esperienza che abbiamo acquisito, quindi si va a lavorare profondamente, piuttosto che l'ipnosi clinica, che ormai è un trattamento diciamo di cui si parla poco, anche se ogni anno ha veramente centinaia di ricerche che tentano di approfondirlo. Però ecco, ci sono vari strumenti per andare a modificare la percezione della propria esperienza. Quello è fondamentale per far sì che la persona possa un po' liberarsi da questo vincolo. Senta dottore, spesso in questo spazio insomma, no, che noi abbiamo a disposizione per parlare di salute, parliamo di patologie, di disturbi insomma, che riguardano la sfera medica, abbiamo evidenziato come spesso le patologie possano avere un carattere di ereditarietà e quindi di familiarità. È possibile che ansia e stress vengano passate di generazione in generazione, diciamo così, proprio come carattere, come stile di comportamento e quindi come una sorta di carattere che poi verrà a far parte della vita quotidiana del figlio o dei figli? Purtroppo sì. Purtroppo sì, sappiamo benissimo che diciamo, uno stile familiare in genere è lo chiamiamo un pattern di comportamenti, quindi un insieme di modalità che acquisiamo dalla generazione prima e dalla generazione prima ancora, e quindi c'è proprio a cascata una familiarità. Diciamo che gli stili di attaccamento, gli stili di comportamento familiare vengono generalmente trasmessi a meno che non ci siano proprio delle azioni che vanno a spezzare la catena. Quindi ricordiamoci sempre che ad esempio nell'ambito dei traumi noi troviamo spessissimo come un trauma di una o due generazioni precedenti vanno a ripercuotersi anche su quelle dopo. Perché? Perché si creano delle vere e proprie paure oppure dei tabù e intorno a quelli una famiglia continua ad avere quello stile di comportamento a meno che non succeda qualcosa di incidentale che fa cambiare quello stile di comportamento. L'ereditarietà di questo viene trasmessa spesso a livello di comportamento, non è dimostrato che ci sia un aspetto genetico ad oggi. Poi se un domani verrà dimostrato, ed è possibile e probabile, chi lo sa, sarà un elemento in più, ma ad oggi questo si osserva proprio come modalità di interazione e quindi vengono passati dei valori, delle paure ai nostri figli inevitabilmente, anche nel bene, e quindi un po' come diceva Freud vengono eretti dei totem, cioè degli elementi attorno a cui si crea un senso di grande importanza, e dei tabù, cioè degli altri elementi di cui non si può parlare, non si deve, perché si intuisce che alla mamma non va e la mamma poi aveva anche lei, mettiamo, un altro motivo, e quindi generazionalmente si creano questi elementi. Senta, quanto influiscono invece la socialità e la solitudine, temi di cui abbiamo parlato moltissimo soprattutto durante il periodo del lockdown, il periodo dell'emergenza Covid, specialmente iniziale, insomma, quanto insomma, questo periodo che abbiamo vissuto e che ormai ci siamo lasciati alle spalle porta con sé ancora delle conseguenze? Porta delle conseguenze, questo ce lo dice anche l'ordine nazionale sulla richiesta, sulle manifestazioni appunto di richiesta d'aiuto che stiamo ricevendo quotidianamente. Ricordiamoci sempre che l'essere umano è un animale sociale e quando ci sono episodi che gli ricordano quanto sia difficile l'isolamento tende a soffrirne. Poi è chiaro che insomma, per vari motivi questo lockdown ci ha messi un po' alla prova, però ecco, cerchiamo di recuperare al meglio in questo momento storico. Non solo, pensiamo anche al fatto che molte delle situazioni che stiamo vedendo noi clinici in questi anni, non dico neanche in questo periodo, ma in questi anni, perché probabilmente la questione non finisce qui, erano situazioni magari al limite, no? Bastava proprio un evento in più per creare una situazione in cui diciamo, le fragilità, le sofferenze emergessero ancora di più e quindi si sono manifestate e in questo momento stanno chiedendo giustamente aiuto e tutti noi sanitari stiamo cercando di fare il possibile, credo,
proprio per far fronte, per dare un aiuto a questo livello di sofferenza. Certo. Anche perché sappiamo che tra le conseguenze dell'emergenza coronavirus c'è stato e c'è l'aumento significativo, per esempio, dei disturbi mentali. So che ad esempio in una statistica che viene fatta periodicamente lei si è posizionato tra i primi psicoterapeuti in Italia. Quindi il suo punto di osservazione ci è molto prezioso per cercare di capire proprio in che direzione sta andando la società, anche da questo punto di vista, dal punto di vista del disagio mentale e della salute mentale. La salute mentale è sempre un tema delicato e che è bene che, come sta già avvenendo, non sia stigmatizzata, perché salute mentale significa, è un bacino larghissimo, no? Parliamo dal disagio giovanile fino alla patologia psichiatrica da reparto, però, come dire, è importante secondo me che si crei ancora più sensibilità rispetto a questo. Credo che ci siano ancora molte azioni da poter fare per migliorare qualitativamente e quantitativamente, ma soprattutto una cosa a cui io tengo particolarmente è cercare sempre di fare una prevenzione più tempestiva possibile. Prima noi abbiamo la possibilità di interagire con la persona che inizia a soffrire e più gli risparmiamo sofferenza nella vita, e la qualità di vita non è poco. Certo. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, ci fermiamo per poco e poi torniamo insieme.